Nasce il nuovo Polo Sportivo Educativo, un progetto ambizioso che coinvolgerà Cartigliano Calcio, Nove e Transvector. Non si tratta di una fusione, ma bensì di una sinergica collaborazione tra i settori giovanili che mira ad offrire l'esperienza sportiva attraverso un approccio sia educativo che agonistico. In costante cooperazione con il settore giovanile del Lanerossi Vicenza, la sinergia tra le tre vicine realtà calcistiche del territorio prevede la condivisione totale del progetto tecnico formativo per attività di base e agonistica, la condivisione delle rispettive competenze di tecnici e preparatori e l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Al centro di tutto ci sono e ci saranno i bambini e i ragazzini. Attorno a loro si svilupperanno progetti e percorsi di crescita educativi. Un segnale importante per il calcio giovanile che deve e vuole ripartire, rispettando e trasmettendo l'identità locale, frutto di storia incancellabile, insomma. Un gol segnato nella porta del futuro.